Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati con noi e ci fa piacere riavere dopo un po' di tempo qui con noi in studio Daniele Tronco, grazie segretario di essere qui con noi, segretario generale SPCGL Venezia, Città Metropolitana di Venezia sostanzialmente, accompagnato dalla dottoressa Barbara Bonvento, ricercatrice IRES Veneto. E allora, questa volta, in collaborazione con lo SPCGL regionale, mettiamo un focus in un territorio. Capita spesso che abbiamo delle lenti di ingrandimento in vari ambiti territoriali, questa volta è la città metropolitana di Venezia. Anche in passato abbiamo avuto l'occasione di parlarne, ma il tempo passa effettivamente, e quindi per quel che riguarda le questioni sanitarie, io dico sempre sociosanitarie perché sarebbero messe insieme, ma poi la parola darò al segretario. Come va a Venezia? Conta dove ci si trova? Oppure non è così rilevante? Come percepiscono anche, come percepite voi cittadini veneziani la sanità? Vicino a voi, efficiente, in qualche modo assolve quelle che sono le vostre esigenze, istanze, o ci sono delle problematiche? Sostanzialmente tante domande sono state poste proprio in questa ricerca che è stata coordinata dalla nostra dottoressa. Però, seguiteci quindi che è importante. Segretario, qual è da che cosa parte questa ricerca, e poi la città metropolitana che è emblematica nella sua diversità, perché abbiamo Venezia insulare, Venezia terraferma, insomma ci sono tanti ambiti diversi, poi la provincia, insomma il territorio. Sì, allora intanto bisogna dire che l'IRES, cioè l'Istituto di Ricerca, è da un po' di tempo che lavora sui temi sociosanitari, ha fatto già diverse analisi, ricerche per analizzare appunto la situazione della nostra regione e anche della nostra provincia. Nell'ambito di queste ricerche noi abbiamo chiesto all'IRES di farci un focus su la città d'acqua, cioè la città insulare. Venezia, banalmente detta centro storico, ma in realtà è la parte oltre il ponte, insomma la parte acqua della nostra città, perché è del tutto evidente, questo per qualsiasi persona che è andata a Venezia lo può percepire. Venezia è un unicum mondiale e le persone che ci abitano vivono situazioni in modo particolare sul campo dell'accessibilità ai servizi di una certa pesantezza e gravità. Poi bisogna sempre tenere presente che nella città d'acqua c'è stato in questi anni un invecchiamento molto consistente delle persone, perché le persone più giovani si sono trasferite a Mestre o nella prima periferia della città e sono uscite sono rimaste molte persone anziane, c'è un invecchiamento molto elevato e accompagnato poi tra l'altro anche da una presenza turistica massiva che rischia di essere oramai una monocultura industriale, anzi commerciale, del turismo. E quindi abbiamo pensato, assieme alla CGIL e alla funzione pubblica, di fare un focus, un punto di analisi della situazione dei servizi, dell'accessibilità, e abbiamo chiesto attraverso appunto l'istituto di ricerca, fatto dei focus group sia con i cittadini pensionati e con domande ad hoc, sia fatte telefonicamente o anche direttamente nei punti più significativi di ritrovo, e anche con i dipendenti della sanità pubblica che lavorano a Venezia, che vivono anche loro una situazione particolare, perché pensate, fare i turni in una città dove la mobilità è molto difficoltosa, eccetera, non è una situazione semplice. Poi abbiamo situazioni che abbiamo anche in altre parti della provincia, cioè di carenza di medici di base, di medici generici, i cosiddetti medici di famiglia, che ovviamente anche lì in una città come Venezia pesano in modo molto
Ovviamente Venezia ha una rete di servizi storicamente consolidata e anche per questo, insomma, il lavoro che ha fatto l'IRES, che non è un lavoro, diciamo, che non si ferma solo alle apparenze, ma anche entrata nello specifico, dando merito dove i servizi funzionano e invece e rilevando dove che invece i servizi o non funzionano o sono percepiti come non funzionanti. Ecco, voi come sindacato che cosa è che riscontravate? Lei poi appunto ha avuto un'esperienza territoriale e regionale, quindi ha anche un occhio prospettico più attento. Che cos'è che non funziona o che cosa potrebbe andare bene, in base anche alle domande dei cittadini? C'è un tema che riguarda proprio le difficoltà di mobilità e di spostamento proprio delle persone. Pensi a un'emergenza, anche se lei è in terraferma, a una persona che si sente male di notte, scende, prende la macchina, anche senza chiamare il 118, va all'ospedale. A Venezia questa cosa difficilmente si può fare. Quindi è legato al posto. Certo. Un po' infatti la ricerca si chiama il posto conta. Poi c'è anche da precisare che tutti i posti contano, perché in realtà il riassetto del sistema sociosanitario del Veneto e della nostra provincia ha dei punti di criticità, perché se tu concentri, adesso faccio l'esempio di Chioggia che ha se tu concentri tutte le attività, penso che uno ha bisogno di fare una serie di chemioterapia, che deve andare da Chioggia all'Angelo per fare questa prestazione o a Padova, com'è che si muove? Cioè, se è una persona anziana, per esempio, e noi abbiamo per esempio tutta una rete si è attivata una rete di trasporti sociali che per quanto ci riguarda è curata dall'Auser, che è in parte finanziata dalla Regione, ma per dire la gravità e la pesantezza di una roba. Il posto conta, a Venezia conta molto di più di altri posti per la configurazione logistica della città e anche il riassetto del sistema, che è frutto di un'azione che la Regione ha messo in campo. Lei si ricorda quando siamo venuti a parlare delle schede sanitarie, e quindi del riassetto, sposti un reparto, sposti un'attività, perché tenga conto che abbiamo anche il problema opposto a Venezia Mestre, perché molte delle prestazioni che vengono fatte all'ospedale civile costringono le persone da Mestre andare in città d'acqua per fare la prestazione nei vari siti dove questa è possibile. C'è anche non solo all'interno della città, ma anche in una dinamica più territoriale di difficoltà che registriamo con le liste d'attesa che continuano ad allungarsi, dove stiamo facendo anche lì, abbiamo raccolto quasi 20.000 firme di protesta di cittadini proprio sui temi delle liste d'attesa, che sono, ahimè, una delle problematiche che oggi abbiamo. All'Angelo, per fare una prestazione, anche una catarata, ormai vai sui 14-15 mesi d'attesa, e una catarata privatamente ti costa 4-5 mila credo che sia euro. una questione Parlo estesa. per quanto riguarda le persone anziane, ma poi insomma tutti i cittadini sono coinvolti, perché la malattia certo è più significativa nelle persone anziane, però anche i cittadini normali, poi chiaramente anche i dipendenti ne pagano le conseguenze, perché poi la gente si arrabbia, si scarica sulla prima persona che ha di fronte e registriamo quell'odioso diciamo anche atti di violenza verso infermieri e medici nelle strutture. Infatti, prima a questo punto, prima di far parlare la dottoressa, che vorrei dedicarle tutto il tempo, quindi un po' chiudiamo anche questo discorso, a fronte di questa ricerca, a voi queste ricerche servono normalmente perché l'IRES più volte collabora con voi poi fate delle istanze, a volte delle raccolte firme, vi muovete nei confronti degli enti competenti, qui abbiamo la Regione, se non erro, per quel che riguarda
riguarda questi aspetti, per cercare di risolvere quelle che emergono come criticità, problematiche. Cosa pensate, visto che i risultati già li saprete, noi li sapremo tra non molto, di poter fare? Sì, allora, ripeto, la ricerca è come tutte le ricerche, deve essere obiettiva ed è un'analisi oggettiva. Ma infatti loro sono... e quindi va detto che nella città d'acqua, anche per cose che si sono strutturate nel corso del tempo, necessariamente c'è una presenza di un sistema dei servizi molto radicato sul territorio, e quindi perché bisogna sempre distinguere tra cose percepite e cose reali, e la cosa che a me ha impressionato è che i ricercatori hanno colto tutti questi aspetti. Certo, per noi il tema, ci sono alcuni temi, alcuni filoni principali, cioè la collocazione per esempio dei servizi sul territorio. Bisogna migliorare l'interfaccia, ce l'abbiamo con l'USL 3, che è l'USL competente su questi temi. Per quanto ci riguarda come pensionati, abbiamo un tavolo anziani con l'USL 3 che tra l'altro si riunisce anche fra qualche giorno, che abbiamo attivato all'epoca del Covid, ma che ci serve anche per fare poi proposte concrete in favore di queste persone. Ecco, allora io vorrei cominciare con la ricerca, però chiedo alla regia se possiamo andare in pubblicità, perché così dopo non interrompiamo la dottoressa e partiamo e possiamo seguire anche il fisiologico, perché è molto interessante. Effettivamente ci sono delle domande anche che secondo me potreste anche voi stessi porvi come domande per così ipotizzare delle risposte, può essere veramente anche utile. Allora andiamo in pubblicità qualche secondo, restate sul canale 19 e noi ci vediamo tra poco. Allora, eccoci qua. Allora, a lei la parola, dottoressa, la ricercatrice Ires. Il posto conta, e questa è una bella anche provocazione, tra l'altro, perché fa fare tante riflessioni a chi dà per scontato il luogo dove si trova, e così invece non è. Perché sono posti bellissimi, però che hanno degli inconvenienti. Allora, ci racconti un attimo questa ricerca. La ricerca che abbiamo svolto l'ho svolta in collaborazione con un gruppo di ricerca IRES che vede appunto tra i partecipanti a questo gruppo il dottore Igino Canale, la dottoressa Chiara Gargiulo e la dottoressa Patrizia Daneluzzo. Quindi è stato un lavoro di squadra che è sorta appunto sorta in base a delle sollecitazioni. Da una parte c'è stata una precedente indagine fatta appunto sulle condizioni dei lavoratori, soprattutto i lavoratori dell'ADI, che devono recarsi con difficoltà ad assistere i pazienti all'interno del territorio, un territorio difficile da percorrere. Quindi la necessità da parte degli operatori di agire tempestivamente e quindi in un certo qual senso di assistere i pazienti in condizioni di appropriatezza. Quindi questa è stata una prima sollecitazione. La seconda sollecitazione importante che ci ha spinto proprio ad indagare il tema dell'accessibilità sono in un certo qual senso le disposizioni, diciamo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale definisce molto spesso l'assistenza di prossimità e quindi auspica un modello di assistenza che sia più vicino possibile ai cittadini e che possa in qualche modo appunto corrispondere meglio ai bisogni di salute dei cittadini. Proprio per questo ci siamo posti la domanda di che cosa volesse significare in un territorio come quello appunto di Venezia insulare l'accessibilità ai servizi sanitari, e un'accessibilità che noi abbiamo indagato a 360 gradi, quindi non soltanto nel suo significato direi proprio più operativo, perché non ci siamo occupati semplicemente della distanza temporale o la distanza in chilometri tra la residenza dell'utente e le strutture sanitarie, ma abbiamo cercato anche di indagare appunto quelle che sono l'esperienza e anche le preferenze, il modo con cui poi questa accessibilità viene vissuta da parte di coloro che necessitano di assistenza e di cura. E l'abbiamo fatto appunto cercando da una parte di analizzare, diciamo così, sia il contesto della città
di Venezia insulare, ma anche appunto cercando attraverso un'indagine di analizzare quelli che erano i bisogni di salute della popolazione. Infatti vediamo la slide successiva, chiedo alla regia io, perché fa appunto uno spaccato di quella che è la popolazione anziana, ed è questo fa capire quello che lei sta dicendo. Infatti inizialmente siamo proprio partiti con un'analisi molto specifica del contesto appunto veneziano, ci siamo occupati naturalmente di tutti gli aspetti demografici, degli aspetti socio-economici, abbiamo appunto trattato, abbiamo visto qual è, oltre che al peso della componente appunto degli anziani all'interno del territorio, ci siamo occupati anche proprio della composizione delle famiglie, perché anche il peso delle famiglie unipersonali ha la sua rilevanza nel momento in cui noi abbiamo bisogno di assistenza e ci approcciamo appunto ai servizi sanitari. Un dato che posso citare appunto è che le famiglie unicomponenti sono circa il 50% nel territorio del centro storico e sono il 43% nell'estuario, quindi direi un peso abbastanza rilevante. Abbiamo poi affrontato... Quindi vuol dire una persona che vive da sola? Che deve necessariamente appoggiarsi, se soprattutto se anziana, a qualcun altro per accedere appunto ai servizi sanitari. In gran parte donne, esatto. Che anche questo comunque ha un peso, una sua rilevanza. Abbiamo analizzato appunto il quadro socio-economico, ci siamo occupati anche dei servizi che sono disponibili, quindi poiché l'indagine andava proprio a chiedere agli utenti l'accessibilità a determinati servizi sanitari, medico di medicina generale, condizioni di accessibilità all'ospedale, condizioni di accessibilità al pronto soccorso e ai servizi specialistici, abbiamo chiesto appunto, ci siamo interrogati su quali erano i servizi sanitari, sociosanitari disponibili. Avete fatto una specie di mappatura dei servizi, e quindi abbiamo considerato e valutato anche la situazione delle cure primarie che già l'amministrazione tenta di arginare, lanciando appunto già quest'estate una campagna di reclutamento di medici di medicina generale che dà alcuni risultati, se è vero che gli ultimi dati raccolti ci dicono per esempio che le cosiddette zone carenti, quindi le zone che sono sprovviste di medico di medicina generale titolare, erano 8 a giugno, adesso appunto a fine anno sono circa 3. Una a Giudecca, una a Pelestrina appunto e 2 al Lido, quindi si sono ridimensionati, diciamo così, e quindi questo è molto importante. Dopo aver fatto appunto una mappatura dei servizi sanitari disponibili abbiamo condotto l'indagine proprio allo scopo di dare risalto, di dare importanza a quelle variabili che possono definire il modo con cui l'utente si interfaccia con i servizi appunto sanitari, e quindi abbiamo chiesto ad un campione di 255 persone quali fossero i loro bisogni di salute, dove fossero localizzati i servizi sanitari che a cui loro accedevano più frequentemente, le barriere all'accesso che loro incontravano nel tragitto verso le strutture sanitarie, la presenza di aiuti, se potevano avere aiuti, se avevano in caso di necessità l'aiuto di qualche familiare o comunque di qualche caregiver. Vediamo infatti la slide successiva che parla appunto di questa indagine del questionario, così quindi mentre lei ci racconta i nostri telespettatori possono fare anche focus su queste tematiche. E poi abbiamo chiesto soprattutto anche il livello di soddisfazione, cioè quale fosse il livello di soddisfazione non soltanto verso i servizi sanitari presenti all'interno del territorio, ma anche verso il sistema trasportistico locale, che è molto importante. Quindi a un'indagine abbiamo detto tutto campo e un'accessibilità analizzata proprio come percorso che il paziente fa dalla residenza alla struttura sanitaria e all'interno della quale si rilevano appunto quelli che sono anche gli elementi di ostacolo, gli elementi di soddisfazione dal punto di vista dell'utente. Io li trovo un attimo, perché voi un'altra domanda che avete posto è quella della città sostenibile, sempre come in premessa, no? Cioè se è considerata una città sostenibile. Ed è anche molto interessante per gli aspetti positivi e gli aspetti negativi che ne sono emersi, no? Perché fa capire anche un po' in che realtà si sentono collocati i cittadini.
Sì, è vero che appunto Venezia è una città che è molto, appunto, nonostante le sue caratteristiche positive di spazio urbano, viene sempre giudicata, da sempre giudicata, una città non facilmente accessibile, soprattutto per l'anziano e per le persone con disabilità, anche se bisogna dire che da qualche anno sono stati fatti veramente degli interventi per trasformare quelli che sono gli spazi, che risultano appunto veramente accessibili in gran parte, diciamo così, accessibili singolarmente. Quindi anche la condizione abitativa, abbiamo affrontato diversi aspetti, ma anche proprio quelli della sostenibilità, e quindi l'importanza di una città che da un certo punto di vista è sostenibile, perché appunto i mezzi appunto si utilizzano molto i mezzi pubblici locali, mentre per altri aspetti sicuramente presenta delle difficoltà a causa di accessibilità, soprattutto a causa del flusso turistico nel centro storico. E l'elevato indice di vecchiaia, e questo è l'altro aspetto, questo perché è un una altro città, come l'aveva aspetto, detto anche il segretario, purtroppo... Sì, appunto si dice che le persone di età superiore ai 65 anni sono al 32% all'interno del territorio appunto veneziano, mentre a livello regionale sono il 24%. Questo, già due dati danno l'idea dell'importanza di questo aspetto all'interno appunto del territorio e dell'accessibilità appunto alle strutture. Lei parlava prima di barriere, quindi tante persone hanno incrociato delle... Cosa si intende per barriere e quindi criticità negli spostamenti? Giusto? Allora, sì, l'indagine ha evidenziato appunto che 7 persone su 10 riferiscono appunto di incontrare almeno una barriera quando si rivolgono appunto ai servizi sanitari, in particolar modo verso l'ospedale e verso anche il medico di medicina generale, che però ha una localizzazione sia nel centro storico che nell'estuario abbastanza vicina, abbastanza prossima appunto alle residenze dei nostri degli utenti. E quindi barriere che possono essere, per esempio nel caso del centro storico, più spesso si è parlato del flusso turistico, si è parlato delle difficoltà di attraversare appunto i ponti, mentre per esempio nell'estuario si sono sollevati altri aspetti, tipo per esempio quello che è si è parlato anche di pavimentazione stradale, non sempre in buone condizioni, ma anche si è parlato appunto dei mezzi di trasporto, del fatto che a volte appunto possono essere non adatti, ecco, non adeguati, soprattutto quando ci sono delle difficoltà sia a causa dell'età che a causa di condizioni fisiche, quindi si è parlato anche molto di questo. Barriere di questo tipo che sono state segnalate. Lì però può intervenire il comune sostanzialmente, perché si tratta di rendere più fruibile il trasporto pubblico o agevolare i residenti o gli anziani o chi ha difficoltà, e poi effettuare i lavori di ripristino di tutto quello che risulta di ostacolo a una mobilità più fragile, no? Quindi lì è competenza del comune. Segretario. Sì, beh, certo abbiamo una pluralità di soggetti che sono coinvolti. Si pensi all'importanza dell'assessorato alle politiche sociali del comune che, ripeto, tradizionalmente a Venezia svolge un ruolo. Oggi noi non dobbiamo registrare anche che c'è un problema di finanziamento verso gli enti locali, di uso delle risorse, perché se le strade sono sconnesse, se i ponti, si pensi alla polemica che c'è stata con l'Ovo Via di fianco al ponte di Calatrava, che è all'inizio della città, ma la città è disseminata dai ponti. Quando una persona è anziana che ha, ovviamente la città è disseminata di ponti e non a caso, diciamo, l'approfondimento sull'aspetto, diciamo, della mobilità è uno degli aspetti centrali, è la criticità, cioè i traghetti sono sempre pieni. È stato fatto quel piccolo intervento che ha un suo significato, degli accessi riservati agli abitanti di Venezia, ma poi nel traghetto, nella calca, nel pieno del turismo, questa differenziazione di accesso
ha poco significato. Chi va a Venezia, come ci capita spesso, noi vediamo forse molto di più, perché essendo esterni vediamo un affollamento straordinariamente grande, e bisogna tenere presente che a Venezia o ti muovi così o non ti muovi, cioè, non è che poi deve farsi i chilometri altrimenti, no, è vero. Tornando un po' anche alla ricerca, che cosa è emersa però tutto sommato? Soddisfazione verso i servizi sanitari, questo è anche un aspetto positivo per la città, no? Sì, è stata espressa all'interno della ricerca, abbiamo rilevato questa generale soddisfazione verso i servizi sanitari e circa il 40% di quelli intervistati però hanno definito qualche variabile di insoddisfazione, qualche aspetto di insoddisfazione verso almeno uno dei servizi sanitari. Si è parlato la percentuale più elevata per le donne, le quali appunto hanno e con un profilo socio-economico un pochino più svantaggiato. Quelli che sono emersi come aspetti veramente importanti e fondamentali è che i servizi verso i quali c'è una maggiore insoddisfazione, naturalmente i servizi ospedalieri, gli accessi a pronto soccorso, a causa di variabili come tempi di attesa, che per quindi esempio, sono universali. Esatto, universali. E in generale solo il 5% ha espresso insoddisfazione verso l'operato del medico di medicina generale e ha espresso un generale giudizio positivo invece su quello che è il personale di studio, sull'attività del personale di studio. Quello che preme evidenziare è che nel caso di quel 5% è stato rilevato, per esempio, hanno rilevato come ad esempio il fatto che ci siano meno visite domiciliari da parte del medico di medicina generale, era un motivo di insoddisfazione, i tempi di attesa, la difficoltà di prendere appuntamento. Ecco, questi sono tutti aspetti che ci aiutano a definire e a migliorare e a contribuire a migliorare quello che è il servizio. Altro aspetto importante che ci preme sottolineare è il fatto, ed è probabilmente uno degli aspetti più importanti di questa ricerca, non è soltanto la valutazione della accessibilità sia nel suo significato oggettivo che soggettivo. Oggettivo vuol dire distanza, tempo di percorrenza, ma soggettivo anche come percezione. Un altro aspetto molto importante è quello che può portare, la difficoltà di accedere ai servizi può portare veramente ad una rinuncia dei servizi. Infatti la ricerca ha evidenziato allora la interrompo, rinuncia ai servizi, attenzione, è importante questo step, però abbiamo la pubblicità che proprio incombe. Allora la domanda è: voi, se ci sono troppi intoppi, troppi tempi lunghi eccetera, rinunciate a un servizio sanitario? Provate a pensarci. Pubblicità, qualche secondo, torniamo tra poco sul canale 19, grazie. Stiamo parlando sempre della situazione sanità, area focus del veneziano, dottoressa dell'IRES. Rinuncia quindi al servizio che è emerso dalla ricerca, se questo diventa difficile da ottenere in qualche modo, no? Questa è la risposta. All'interno della ricerca abbiamo rilevato questo aspetto, che è uno degli esiti di quello che può essere una difficoltà di accedere appunto ai servizi sanitari. Circa il 15%, come abbiamo già detto, appunto, ha dichiarato di aver rinunciato ai servizi qualche volta. E questo ci preoccupa, perché è importante, soprattutto quando ci sono delle condizioni particolarmente critiche di salute, e lo abbiamo rilevato in alcuni casi, in alcuni dei nostri utenti che ci dicevano appunto di non avere delle buone condizioni di salute, ma altresì hanno dichiarato di aver rinunciato qualche volta ai servizi sanitari. Questo è un aspetto veramente che emerge non soltanto a livello della città di Venezia, ma anche a livello nazionale. Alcuni anni fa già appunto l'Istituto Superiore di Sanità aveva fatto indagini di questo tipo, Passi d'Argento, proprio per verificare qual era l'accessibilità, e i casi di rinuncia ci sono. È un aspetto molto importante e fondamentale. Si rinuncia e soprattutto quando si tratta degli accessi ad esempio al medico di medicina generale, per alcuni bisogni di salute si va per esempio dal farmacista, che rappresenta... Infatti vediamo sostituti al servizio, farmacista abbiamo una percentuale... Il 49% nel centro storico, il 58% nell'estuario. Quindi si va dal farmacista e lo si va generalmente
nei territori in cui sono meno diffuse le strutture sanitarie, in cui ci sono condizioni di accessibilità ai servizi più difficili, quindi questo è un aspetto molto importante. Pochi però vanno al pronto soccorso e anche pochissimi alla guardia medica? Sì, cioè vediamo qua la terzultima guardia medica. Io pensavo che tanti, medico di medicina generale, guardia medica, poteva essere immediato il passaggio, e invece tutto sommato, vabbè che ce n'è poca anche, comunque tutto sommato pochi. Comunque, e molti si curano da soli. E molti, tanti, diversi appunto si curano da soli. Questo è un aspetto che abbiamo evidenziato più rilevante negli intervistati appunto maschi, e uniformemente distribuiti, direi, in base all'età, non i particolarmente anziani appunto, ma distribuiti uniformemente, con un livello di studio appunto medio e con una condizione socio-economica nella media. Tutte variabili che sono importanti anche per definire quello che è il profilo appunto di questo utente che può, ecco, rinunciare anche ai servizi sanitari. Questo è un aspetto fondamentale. Voi avete tratto anche delle conclusioni o le ha tratte il sindacato? Quindi sostanzialmente che implicazioni finali ci sono? Le implicazioni finali sono naturalmente cercare sempre di monitorare questi aspetti, perché quando appunto si decide anche e lo si decide all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, qual è la localizzazione migliore delle strutture, delle nuove strutture appunto che si prevede di attivare, si parla più di una distribuzione baricentrica di queste strutture. In realtà ci sono aspetti molto importanti che sono proprio relativi anche ai bisogni del territorio, ai bisogni delle persone che ci abitano, e quindi una frase che mi piace citare perché ha chiuso anche un pochino questo nostro rapporto è che la distanza sia importante, ma l'accessibilità è un concetto molto più complesso, che non si esaurisce solo nella distanza, ma coinvolge quella che è la dimensione personale, soggettiva e di bisogno di coloro che questa città la vivono e la attraversano. Segretario, allora, che cosa ne viene fuori sostanzialmente? Tutto sommato però non mi sembra che venga fuori una sanità così a pezzi. Nella percezione naturalmente del cittadino, perché dopo magari... ma infatti l'ho messo in premessa, cioè l'analisi è un'analisi oggettiva. Tra l'altro, ecco, bisogna tenere presente che l'analisi si è svolta in un tempo abbastanza lungo, cioè nel senso che, lo diceva prima Barbara, noi quando abbiamo registrato la carenza di 8 zone carenti di medici, poi abbiamo fatto un'azione sindacale per diciamo, denunciando questa situazione. L'USL è intervenuta, poi è intervenuta con una modalità che a noi ci ha lasciato perplessi. Tra l'altro bisognerebbe dire che recentemente ci sono anche delle ricadute negative, perché non tutti quei medici che hanno dato disponibilità o che hanno poi insomma confermano il posto, perché c'è anche questo dato, cioè le difficoltà sono reali, ripeto, anche per i dipendenti, per il personale che è chiamato ad operare in una città così complessa. Noi comunque registriamo che, cioè, non lo scopriamo adesso, il Veneto non è paragonabile ad altre regioni, no? Nelle statistiche nazionali è sempre collocato in una posizione non proprio catastrofica, però dobbiamo registrare che c'è una tendenza al peggioramento molto, molto forte. Le liste d'attesa continuano ad essere molto pesanti, interventi, la carenza del personale, perché tra l'altro il personale, ricordiamoci che è una situazione che non si può, la mancata programmazione delle amministrazioni precedenti ha fatto sì, sia a livello locale che a livello nazionale. Oggi siamo in presenza che ci rubiamo gli specialisti da un posto all'altro, perché abbiamo fatto il decreto, spostiamo gli infermieri dalle residenze per anziani all'USL. Sì, peccato che le residenze per anziani adesso sono sguarnite loro di queste strutture, peraltro aumentano le quote. Bisogna ricordarsi che in provincia di Venezia oltre il 75% delle residenze è privato, e sono investimenti privati che aumentano le rette
Oggi una retta passa da 2.000-2.500 euro al mese a 3.000-3.500 euro al mese. Quante famiglie possono permettersi oggi una retta di una struttura di questo tipo? Tenendo presente che poi abbiamo una critica iniziale, cioè aver chiuso per esempio le lungodegenze nelle strutture ospedaliere, hanno spostato quelle persone con difficoltà e patologie gravi verso le RSA. Certo, ma vuol dire anche lì da una prestazione sostanzialmente erogata dal sistema pubblico a prestazioni che sono a pagamento, perché poi nelle RSA la struttura è a pagamento. Noi comunque collochiamo sempre queste nostre iniziative nell'ambito anche di un'iniziativa vertenziale. Noi stiamo approfondendo la situazione della sanità di Chioggia, Cavarzere, Cona, nella sua specificità, perché ripeto, il posto conta anche per questa realtà. Nel Mirese, perché il riassetto nella Riviera del Brenta e nel Miranese a Spinea abbiamo una situazione di frantumazione dei poli ospedalieri, una suddivisione dei servizi. Anche lì abbiamo già fatto un focus group con i sindaci, un'iniziativa, perché poi qui entrano in campo i sindaci con le loro strutture, perché i sindaci per molto tempo, mi permetto di dire, sono stati abbastanza disattenti a queste problematiche. La criticità continua ed è diffusa sul territorio. Noi proponiamo anche iniziative di mobilitazione perché ci siano delle risposte strutturali a questi bisogni sociosanitari. Certo, il campo è vastissimo. Però intanto è importante anche sottolinearli. E chiediamo alla Regione interventi strutturali. Noi abbiamo chiesto, per esempio, di aumentare le risorse destinate alla sanità pubblica. La Regione finora non ha, noi abbiamo chiesto per esempio di mettere anche un'IRPEF regionale destinata specificatamente alla sanità per affrontare i temi strutturali del sistema sanitario regionale e anche veneziano ovviamente, e finora ci è stato detto di no. Questa cosa si traduce? Nel fatto che registriamo che anche da noi cominciano ad avere problemi molto importanti. Guardi, noi riceviamo, non dico quotidianamente, ma molto spesso richieste di persone, di nostri iscritti che stanno in altre regioni per venirsi a curare da noi. Sì, certo. Io li avverto, dico, guardate che non è più come una volta, perché però d'altre parti è peggio. Il sistema è, però su alcune specialità ci sono ancora, perché poi è tutto un meccanismo. Noi registriamo, poi si è messo anche il governo che ha fatto un decreto sulla previdenza dei dipendenti pubblici, di questi lavoratori qua, che li penalizza, e quindi li hanno spinti ad uscire dal sistema per andare nel privato. E questa cosa qua è, come dire, un ulteriore aggravamento di una situazione che già di per sé grave. La carenza di medici e di infermieri è una cosa... Su questo dedicheremo un capitolo, guardi, perché poi tra l'altro questa ricerca è stata commissionata dallo SPI CGL Venezia, Funzione Pubblica CGL Venezia. Io vi ringrazio, il tempo è volato, siamo giunti al termine. Grazie Daniele Tronco di essere stato qui con noi, Barbara Bonvento, ricercatrice IRES del Veneto. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, poi naturalmente rivedete la puntata sul web e ci saranno altri approfondimenti, altre situazioni, poi magari avremo sempre protagonisti altri territori. Buon proseguimento, grazie.